Per fare le domande, anche perché avete visto il titolo, la puntata che abbiamo scelto oggi, anche per raccontarvi alcune novità e opportunità come sempre facciamo, maternità, bonus mamme e asilo nido. Saluto e ringrazio Giacomo Vendrame, segretario della CGIL a Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Ci sono con noi anche Elisa Crivellari. Ciao Elisa. Buongiorno. Buongiorno. E Silvia De Santis. Buongiorno. Sempre del patronato Inca. Cosa dobbiamo dire oggi? Quali novità? Opportunità? Beh, oggi parliamo di bonus mamme e nido, tutto quello che riguarda, diciamo, le facilitazioni previste per quanto riguarda gli incentivi alla maternità, mettiamola così, o il sostegno alla maternità, forse è meglio dire. Su queste ci sono notevoli novità, alcune anche, voglio dire, che devono ancora essere pienamente applicate, perché viviamo in un paese dove si fanno le leggi, ma poi prima che diventino poi si possa usufruirne come cittadini bisogna aspettare un po' di tempo. La questione delle pensioni non è ancora finita, ad esempio, per cui so già, anticipo rispetto a chi ci chiamerà, che dovrebbe uscire in queste ore, in questi giorni, finalmente i provvedimenti definitivi, mettiamolo così, che ci permette di fare andare in pensione le persone con l'APE sociale e la famosa quota 41, lavoratori precoci e via dicendo. Ma ad oggi ancora, sebbene la legge ci sia, non ci sono novità. E poi l'altra novità, non so se ti interessa, è che sabato. Dobbiamo ricordare che avevamo parlato anticipandolo qualche settimana fa, sabato c'è una manifestazione a Roma. Grande manifestazione a Roma della CGIL contro la reintroduzione dei voucher, sia sul merito ma soprattutto sul metodo, perché in maniera molto sprezzante il governo, dopo aver fatto il provvedimento, il decreto per abolirli, ma sembra quasi che la volontà non sia abolire i voucher ma abolire il referendum, il giorno prima della data presunta del referendum, che a quel punto non serviva più perché li avevano aboliti, hanno deciso di reintrodurli, tra l'altro non facendoli passare in commissione lavoro ma in commissione affari generali, perché il provvedimento è all'interno di una norma molto più ampia che riguarda soprattutto economia e bilancio, e quindi il rischio è di una vera e propria furbata per reintrodurre i voucher, tra l'altro in modalità anche abbastanza confusa e secondo me non assolutamente utile. Secondo noi è veramente un'operazione dannosa e di poco rispetto ai milioni di persone che abbiamo incontrato in questi mesi e che hanno sostenuto la nostra proposta. Quindi sabato manifestazione a Roma, partenza da qui noi partiamo, esatto, se ci chiedi da noi a mezzanotte partiamo da Treviso, da Conegliano, da Montebelluna, ma siamo in realtà, copriamo un po' tutta la provincia, partiamo con notevoli pullman, domani partono altri pullman perché ad esempio i pensionati partono il giorno prima, altrimenti rischiamo che non tornino indietro tutti, noi invece vogliamo che tornino indietro tutti, anzi magari ne tiriamo su qualcun altro a Roma. Noi arriveremo verso le 9 di mattina, o meglio partiremo per il corteo alle 9 di mattina e a mezzogiorno poi ci sono le conclusioni di Susanna Camusso. Questo sabato, ricordatevi quindi. Sì. Invece oggi, ma parliamo del bonus Renzi quindi, anche per le famiglie. Ma bonus Renzi ce ne sono tanti. No, beh, quello per le mamme, no? Esatto. Parliamo di 90 euro. Però anche gli 80 euro erano sì, però molti sa che poi li hanno dovuti restituire perché ci sono stati inghippi, ma quello delle mamme invece ha avuto una vicissitudine simile o no? Bisogna chiedere a loro, nel senso che poi, come vedrai, si chiama bonus mamma o mamme. Sì, certo, però... Ma poi ci sono tanti, bisogna inventarsi anche dei nuovi secondo me rispetto a questa cosa. Sì, anche perché non abbiamo raggiunto la parità noi, insomma, parlano solo delle mamme, ovvio. Beh, oddio, dopo da questo punto di vista hai ragione, è vero, però diciamo che la maternità in realtà non è una tutela solo delle donne. Come farle arrabbiare immediatamente. Allora 0422 1626 798, ve lo ricordo Elisa, come funziona? No, di che dicevo cosa stiamo che in questo parlando? caso il contributo di cui si parla, che è la novità che fa parte sempre della legge di stabilità di quest'anno eccetera, possono averlo anche i papà, nel senso che è previsto per chi paga effettivamente la retta, quindi bisogna anche stare attenti a questa cosa perché il richiedente deve corrispondere a chi poi da ricevuta paga effettivamente la retta. Sì. Comunque è un contributo che prevede il pagamento o di una parte della retta dell'asilo nido oppure anche dà un supporto presso l'abitazione per il bambino che per motivi di salute grave non può frequentare l'asilo.
ai genitori, che non è legato come i precedenti voucher a una babysitter, quindi non è il pagamento di una persona che viene a casa, ma è proprio un bonus legato al fatto che il piccolo per motivi di salute non possa frequentare l'asilo nido. E questo si chiama bonus nido o? Ma io lo chiamo contributo asilo nido, supporto per, si chiamerebbe ufficialmente... Beh, non ha un nome ufficiale, ecco, viene chiamato che bonus, asilo nido, insomma. Il nome ufficiale avviene quando c'è la procedura telematica, e quindi noi andando in cerca di questa cosa scopriamo come l'INPS lo chiama. Perché nasce come ovviamente un bonus, un sostegno, no? Quindi in questo caso contributo asilo nido, supporto per. Poi quando entra nella procedura INPS, che ad oggi non c'è perché è da gennaio ma partirà il 17 luglio, noi andremo in cerca per fare le domande e scopriremo che l'hanno chiamato. Quindi questa è una novità, giusto per capire, questa è una novità. Allora, poi anche la ricordiamo nel corso della puntata. Sentiamo subito una telefonata da casa. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, prego. Sì, niente, allora io dico che tutti questi provvedimenti sui bonus, mamme, nido e quant'altro sono tutti degli espedienti. Secondo me, sì, in questo Paese una cosa da fare immediatamente, in cui il governo dovrebbe procedere, è quello di mettere in automatico per legge il part-time per quanto riguarda le donne, perché molto spesso le donne sono costrette a licenziarsi prima che il bambino abbia 1 anno per poter prendere la disoccupazione. Noi dobbiamo fare una legge che obblighi le aziende ad applicare il part-time, magari temporaneamente per un periodo di 2 o 3 anni finché il bambino ha una certa età, e questo agevolerebbe molto le donne, perché molto spesso sono costrette a licenziarsi perché il padrone non gli concede il part-time. Questa secondo me, più che l'espediente del bonus per aiutare le maternità, deve essere una delle leggi da fare in questo Paese, che purtroppo è arretrato su questa materia. Grazie. Grazie, buongiorno. Non so su questo cosa ne pensate. No, nel senso che allora, sentiamo Giacomo prima, poi torniamo l'automatismo del part-time in parte dovrebbe già esistere, non so come dire. Poi che non sia un automatismo, perché se diventa un obbligo per la lavoratrice potrebbe in realtà metterla in difficoltà, perché poi insomma deve essere libera di poter gestire il suo orario in una fase particolare, il suo tempo, in accordo con l'azienda, perché non è che le ragioni dell'azienda devono essere messe all'ultimo posto, però che ci sia la possibilità di facilitare. Negli altri paesi questa cosa viene gestita molto più serenamente che in Italia. Il signore pone un tema vero, che in realtà il lavoro è il primo incentivo alla famiglia in senso generale. Il problema è che se al momento dell'assunzione a una lavoratrice donna, magari di 20 anni, gli viene detto al momento dell'assunzione: mi raccomando, ti assumo, però guarda non entrare in maternità, cosa che non si potrebbe fare, ok? Perché quello attiene alla vita privata, capite che il meccanismo che si mette è un meccanismo per cui si mette sotto pressione la lavoratrice rispetto a una scelta che invece deve essere libera, privata, e che tra l'altro, voglio dire, ha anche un carattere sociale, nel senso che poi non riguarda solo la donna, ma riguarda anche il marito, il compagno che è a casa, quindi riguarda tutti noi, perché insomma fare figli non è che è una cosa che è relativa al lavoro, è una cosa che dovremmo fare come libera scelta tutti. Quindi ha assolutamente ragione il signore. Poi non è che i bonus, gli incentivi vadano male, nel senso che vanno bene nel momento in cui rispondono effettivamente a un bisogno, però è altrettanto vero che bisognerebbe cambiare cultura rispetto a questo. Purtroppo nel nostro territorio, ma in realtà un po' dappertutto, ma io parlo per quello che conosciamo, l'atteggiamento rispetto alla donna come lavoratrice è ancora un atteggiamento in cui il problema della maternità è un problema. Invece dovrebbe essere una fase della vita normale, gestita in maniera flessibile e tranquilla da parte di tutti. Silvia? Ma io sono d'accordo con il signore per il fatto che comunque c'è effettivamente molta precarietà su questi bonus. Ad esempio il bonus di cui parlava l'Elisa dell'asilo nido è stato previsto nel triennio 2017-2019, quindi non sapremo poi se verrà riconfermato o meno. E in più l'altra variabile è che comunque viene stabilito un massimale di incentivi per questo bonus. Per esempio per il 2017 saranno 144 milioni di euro, quindi una volta esaurito questo montante potrebbe essere che delle famiglie, anche se hanno tutti i titoli per rientrare a richiedere questo bonus, non ne usufruiranno perché sono finiti i soldi previsti dalla legge di bilancio
per questo specifico bonus, quindi effettivamente c'è una insicurezza da questo punto di vista, per cui magari il signore si è sentito di dover dire queste cose. Stessa cosa lo è con il bonus bebè, che è stato istituito dal 2015, in teoria scadrà nel 2017, quindi per bambini nati fino al 2017. C'è effettivamente questa insicurezza sul domani, non viene quasi mai istituito ora e per sempre, e pertanto è incentivo, ma fino a un certo punto. Stai parlando del famoso bonus cui facevo cenno prima io, giusto? Esatto, com'era? Sotto i 24.000 Allora, il bonus lordi, bebè spetta a famiglie che abbiano un bambino inferiore ai 3 anni, nato tra il 2015 e il 2017, devono fare l'ISEE perché c'è un limite di reddito che è 25.000 euro. Ecco. Per famiglie che hanno un ISEE fino a 7.000 euro sono 160 euro al mese che vengono erogati, per chi invece è nella fascia tra i 7.000 e i 25.000 euro sono 80 euro al mese. Bene, esatto. C'è la pubblicità, poi vi ricordo ancora 0422 1626 798, quindi approfittatene intanto per parlare di bonus di maternità. La prima telefonata era di un uomo, quindi anche questo è un bel dato. A tra poco. Ore 13 siamo al CGIL risponde, quindi 0422 1626 798, chiamate, maternità, bonus asilo, quello di cui abbiamo già parlato fino a pochi minuti fa, però durante la pubblicità discutevamo di alcune storture, possiamo dire, no? Cioè, al di là del fatto che siano sempre complicati queste agevolazioni, questi bonus da riuscire a ottenere anche per una sorta di burocrazia imperante. E poi? No, beh, le rendono molto complicate, il cosa che non ci rende felici, perché più semplice è, meglio è, perché risponde al bisogno. Poi per fortuna c'è l'Inca che rende tutto semplice per le persone che vengono da noi. Il problema è che probabilmente rispetto a questo tema andrebbe fatta una riforma più complessiva, no? Ogni anno aggiunto qualcosa che risponde a un settore specifico o che comunque è limitato nella parte... perché rischia veramente di essere un problema. Ad esempio, penso agli assegni familiari, il meccanismo degli assegni familiari, che è un meccanismo che tutto sommato funziona, però ha una tabella di 10 pagine per determinare quant'è un assegno familiare. Cioè, ora, mi pare che potremmo fare un ragionamento un po' più complessivo, tutti questi bonus, metterli, fare una riforma complessiva e dire, bene, quando c'è l'esigenza della maternità, come diamo risposta alle esigenze della famiglia, della lavoratrice donna, e provare a fare un provvedimento unico che unisce tutto. A quel punto probabilmente avremo risposto ai bisogni delle persone e gli avremo anche reso più semplice l'esercizio del proprio diritto, perché un diritto finché non è esercitato, se è scritto sulla carta ma non è esercitato, rischia di non esserci. Si studia diciamo un capitolo che appunto includa tutto, forse perché poi dopo ogni anno bisogna finanziarlo. Anche perché poi quello che diceva Silvia è particolarmente giusto, se tutto questo è fatto anche in una certa sorta di incentivo alla maternità, visto sappiamo i tassi di natalità del nostro paese e via dicendo, se sono operazioni a spot, non è che, oltre al fatto che, ripeto, secondo me i figli li fai quando hai condizioni di un certo tipo relative al lavoro più che ai bonus, non è che uno fa un figlio perché c'è il bonus, ma a maggior ragione se il bonus dura 2 anni, cioè nel senso che non è che vabbè allora c'è il bonus, decidiamo, mi pare insomma una visione un po'... O ci provo perché non so se entrerò nel reddito perché prima devo fare l'ISEE, cioè tutto molto... così, un po' così. Esatto, anche perché abbiamo detto durava fino al 2017 compreso. Il bonus bebè per il momento si è previsto per i nati fino al 2017, mentre il bonus asilo nido, che è appena uscito e tra l'altro non è ancora possibile far domanda, lo sarà solo dal 17 luglio in poi, sarà per il triennio 2017-2019. Chiaramente sempre entro i limiti di spesa. Ma il bonus bebè invece sarà rifinanziato? Non si sa, bisogna vedere la legge di stabilità. Di solito è a fine anno che poi la legge di stabilità decide insomma se... Quindi questa legge di stabilità per il 2018? Sì, perché adesso è valido. Sarà una legge di stabilità complicata. Però in teoria tocca a Gentiloni e non ad altri, almeno quello che abbiamo capito fino ad adesso. Poi qui cambiamo scenario ogni giorno. Esatto, vabbè, ne parleremo quindi ogni giorno per riuscire a capire qualcosa. Poi, Elisa, invece altri punti che non abbiamo approfondito ancora? Beh, diciamo questo nuovo bonus, insomma, nel senso che le persone a casa probabilmente confondono i voucher, babysitting, asilo nido, che erano stati finanziati per il biennio 15-16, se non erro,
e che quest'anno hanno rinnovato, quando in realtà probabilmente di presentazioni di domande ce ne sono state veramente poche, perché è talmente complesso averli. Il discorso che facevamo prima. In più è comunque alternativo al congedo parentale. Una mamma col bambino a 3 mesi preferisce probabilmente stare a casa qualche mese in più che sostituirlo con questi voucher, insomma. Quindi è uscita questa cosa nuova, con la possibilità di fare domanda dal 17 luglio di quest'anno, che prevede che per i nati e adottati dall'1 gennaio 2016 ci sia questo bonus di 1.000 euro riparametrato in 11 mensilità in base alla frequenza all'asilo nel caso dell'asilo, o in base alla non frequenza nel caso il bambino non possa invece frequentare per malattia cronica, il pagamento appunto di queste mensilità. E da gennaio 2017 però, la nascita o l'adozione è dal gennaio 2016, ma il bonus avviene in sostegno delle rette pagate da gennaio 2017 ad oggi. Ok, già questo confonde, per cui un po' strano, arriveranno un po' tutti con ricevute dell'anno scorso. Quelle non le puoi accettare? No. Ok. No. E quindi praticamente c'è la presentazione appunto della domanda nel caso dell'asilo del genitore che paga la retta, nel caso del bambino che non può frequentare, del genitore che coabita col piccolo, quindi deve avere la residenza con lui, eccetera. La ricevuta deve essere intestata appunto al genitore richiedente e si deve vincere il codice fiscale del piccolo, del genitore, dell'asilo, che deve essere o pubblico o comunque autorizzato dall'INPS, quindi deve essere nella ricevuta dettagliata, perché altrimenti non viene accettata. Dopodiché le domande che partiranno qui il 17 luglio, probabilmente io immagino che la maggior parte dei genitori si presenteranno con le pagate fin qui, no? E l'INPS dice allora che gli si può comunicare la preiscrizione per l'anno 17-18. In questo caso la domanda viene autorizzata fino a fine anno, però il versamento della singola quota avverrà solo dopo presentazione della singola fattura mese per mese. Per cui mettiamo che il bambino frequenta effettivamente da gennaio, verrà pagata in un'unica soluzione fino a luglio, mettiamo, che hai le fatture. Sì. E dopo ogni mese bisognerà presentare la fattura, non si sa ancora, probabilmente attraverso di noi, perché la vedo come unica strategia, per avere il pagamento singolo mese per mese. Bene, chiaro, no? Chiaro. No, se serve lo rispieghiamo, Giacomo. Silvia, però. Io basta. Cosa? Silvia, perché se no rispiegarlo tutto poi... Vabbè, ne speriamo che sia chiaro, sono eventualmente... È importante capire che se andate all'Inca, in qualche modo, sedendoci con calma e cercando di capire la situazione, la risposta la troviamo. Chiaramente la risposta prevista dalla legge non è che noi, voglio dire, possiamo disporre di altro, ma per fortuna, insomma, la nostra competenza del patronato ti permette di avere un pacchetto maternità, mettiamola così, a tutto tondo, perché poi uno magari non sa neanche dell'esistenza di queste cose. Esatto, però infatti quello che volevo domandare a voi è se vengono a chiedervi questi bonus, queste soluzioni, adesso le presenterete, le annuncerete, a parte oggi ovviamente, quindi... Allora, quello dell'asilo nido non tantissimo, forse perché essendo diciamo stato pubblicizzato soprattutto a dicembre, quando è stato approvato con la legge di bilancio, ma poi di fatto ad oggi non è possibile far domanda, quindi probabilmente le persone l'hanno anche un po' dimenticato. Pensa a te. Lo sarà solo dal 17 luglio che si potrà fare. La domanda si può fare solo telematicamente, quindi è auspicabile, insomma, che le persone vengano da noi, perché non hanno altri mezzi se non quello dell'invio telematico. Assolutamente l'INPS non accetterà posta raccomandata, posta ordinaria e neanche la presentazione cartacea di queste richieste. Non ci sono limiti di reddito, quindi qualsiasi famiglia può accedere a questo bonus se ha le caratteristiche per poterlo fare e se presenta tutta la documentazione. In particolare, intendi il bonus nido? Il bonus nido, esatto. L'INPS tra l'altro pagherà direttamente alla persona che fa richiesta gli importi, i 1.000 euro appunto suddivisi, come diceva l'Elisa, nelle varie mensilità. Da più di un anno l'INPS per i pagamenti diretti richiede anche che venga certificato l'IBAN e lo chiede attraverso un modello che si chiama SR163,
praticamente per quasi tutti i pagamenti diretti, soprattutto di sostegno al reddito, sarà necessario quindi portare anche questo modulo che autocertifica da parte, che certifica da parte della banca l'IBAN della persona che fa domanda. In via telematica cosa intendi? Quindi sul sito? Sul sito dell'INPS, perché sì, tutti questi bonus vengono erogati dall'INPS. Ho capito. Torno a quella domanda di prima, quindi per il bonus nido non può essersi presentato nessuno, no, giusto? Per il perché momento no. Dicevate dal 17 luglio. No, hanno chiesto all'inizio dell'anno. Hanno chiesto, poi sono dimenticato. Informazioni, però purtroppo non è possibile. Non abbiamo niente, quindi ok, adesso rimandando. Quindi non si poteva, tecnicamente non si poteva. Non si può tuttora ad oggi, perché appunto l'INPS ha dato la data del 17 luglio, speriamo che verrà mantenuta, e quindi solo da quella data sarà possibile accedere e far domanda. Tra poco abbiamo la pubblicità. Un'altra domanda invece, bonus mamme? Bonus mamme è un'altra cosa. Però si presentano, cioè sanno che esiste? Sì, allora il bonus mamme è sicuramente più famoso. Allora, più pubblicizzato, esatto, lo penso anch'io, più famoso perché aveva un altro nome, mettiamolo così, no? Anche quello, bonus Renzi, comunque vabbè, bonus dei 90 euro, giusto? Quindi, sì. E lo conoscono di più e quindi... Sì, le mamme fortunatamente vengono, è riservato appunto esclusivamente, è un premio alla nascita riservato alle mamme che abbiano compiuto il 7° mese di gravidanza o che abbiano partorito dal 1° gennaio 2017 in poi. C'era stato anche lì purtroppo un ritardo nell'apertura dell'invio telematico, l'INPS ci ha dato accesso solo dal 4 maggio per poter inviare le domande, e quindi per chi avesse un bambino nato tra il 1° gennaio e il 4 maggio ha tempo 1 anno dalla data del 4 maggio per poter inviare la domanda, quindi se non è stato fatto finora può tranquillamente venire perché ancora non è caduto in prescrizione, perché la prescrizione è da 1 anno dalla nascita del bambino. Certo. Allora, intanto vi ricordo lo 0422 1626 798, credo ci sia un'altra pausa pubblicitaria, ci fermiamo subito, appena ci sono poi altre telefonate le ascoltiamo, anche perché noi ve lo stiamo spiegando, l'opportunità c'è, ma ci sarà tra qualche giorno, insomma, anche quello del bonus dell'asilo nido, e quindi ve lo spiegheremo di nuovo nel corso della trasmissione. Ci vediamo tra poco, vi aspettiamo. Allora, torniamo in diretta. Durante la pubblicità abbiamo provato a fare una domanda. Sì, no? nel senso che siccome... per capirci qualcosa... Sì, esatto. No, perché loro sono bravissime, il problema è lì. Secondo me sarebbe meglio, non so come dire, fare... un po' di più, no? Invece di 25.000, 26.000 e non farne 2 simili, questo veramente... no? Sì, perché l'altro però, a parte il fatto del limite di reddito, quindi aiuta comunque le famiglie che magari hanno più difficoltà. Questo andrebbe... Però viene anche distribuito nei 3 anni, cioè fino al 3° anno di vita del bambino, a seconda appunto del reddito annuo, perché devi ripresentare l'ISEE a gennaio, quindi è proprio legato al reddito, perché magari 1 anno appunto, al di là che l'ISEE guarda i redditi 2 anni prima, quindi è un po' sfalsato in realtà, però comunque segue, diciamo, un po' l'onda del reddito. Poi noi stiamo parlando delle, tra virgolette, novità, perché poi ci sono dei sostegni che sono comunque previsti e sono conosciuti, perché poi c'è l'indennità in maternità, per quanto riguarda l'indennità in maternità obbligatoria, poi la facoltativa, ma questo diciamo che tra l'altro vale per le lavoratrici dipendenti, poi ci sono gli assegni familiari, quindi ci sono una serie di interventi più classici che le persone normalmente nei luoghi di lavoro già conoscono, soprattutto quello della maternità obbligatoria, che, insomma, quindi c'è parecchia roba, non so come dire, che bolle sotto nel pentolone. A maggior ragione mi viene da dire, rispetto anche a tutte queste cose qui, a una donna lavoratrice o comunque donna, venite al nostro patronato nel momento in cui siete incinta o appunto dopo la nascita del vostro figlio, per vedere cosa si può fare rispetto alla situazione data. Il patronato stesso ha del materiale divulgativo su questo, che cerca un po' di fare il punto della situazione.
Non sapevo di quello del bonus una tanto, ma anche quello è interessante, insomma, quindi sì, è un'occasione per... richiesto. Sì. È molto richiesto? Sì, chiaramente sì. Non essendoci alcun limite né di età, né di condizione sociale, né di reddito, in sostanza basta aver compiuto il 7° mese di gravidanza dal 1° gennaio in poi e si può far domanda, quindi è aperto assolutamente a chiunque. Chiaramente aperto a chiunque, diciamo l'unico limite è la cittadinanza, quindi bisogna avere o cittadinanza italiana o comunitaria, oppure lo status di rifugiato politico o avere il permesso di lungo soggiorno indeterminato, in sostanza quello indeterminato, oppure avere la carta di soggiorno per familiari di comunità europee. Qui cadrebbe la domanda politica, ovviamente, e qui subito lo sai, pensiamo però a un luogo comune, perché una delle cose che succede spesso ma tutti questi incentivi vanno a favorire gli stranieri perché loro fanno figli, e non è vero, perché semmai hanno un ulteriore ostacolo, spesso non riescono neanche a accedere a queste cose qua. Per me, voglio dire, personalmente è sbagliato in qualche modo distinguere quando uno ha un diritto nel momento in cui è sul suolo italiano. Secondo me dovrebbe essere riconosciuto. Capisco che è complicato e ci devono essere in qualche modo delle differenziazioni determinate anche dei percorsi personali, però spesso si dice ma gli immigrati sono favoriti rispetto ai cittadini italiani. Non è assolutamente vero, la norma su questo è precisa, dal mio punto di vista addirittura troppo restrittiva rispetto a lavoratori stranieri che comunque vengono qui e contribuiscono allo sviluppo del nostro paese, ma ripeto, luogo comune, vengono dati questi soldi agli stranieri, non è vero. Poi che spesso per questioni culturali le famiglie più numerose siano legate a lavoratori di origine straniera è un dato di fatto, voglio dire, ma questo non vuol dire nulla, cioè è confondere la causa e l'effetto, non so come dire. Questi soldi non vanno a favorire le persone straniere, ma sono, voglio dire, date secondo la legge italiana con determinati e precisi indicatori che hanno spiegato benissimo. Elisa, altre agevolazioni? Interventi poi per mamme e famiglie, cosa c'è? Diciamo parallelo a questo contributo asilo nido, che è in sostanza come massimo di 90,91 euro a concorrenza però della retta realmente pagata, e da cui vengono esclusi quelli che hanno, intanto non è cumulabile con le detrazioni che si fanno col 730 eventualmente per asilo nido, perché o si opta per questo o si opta per le detrazioni, mentre sono cumulabili ma in mensilità differenti con i voucher di cui accennavamo prima, cioè con la misura che era stata presa qualche anno fa, nel 2015, e che prevedeva con l'alternativa del congedo parentale, quindi con la rinuncia esplicita al congedo parentale, di avere pagato per un massimo di 6 mesi, rispetto a quanti mesi rinunciavi di congedo, la retta fino a 600 euro dell'asilo nido, no? Quindi diciamo che sono compatibili queste due cose, ma a mesi differenti. Se prendi uno non puoi prendere l'altro, questo legato all'asilo nido. Però questa è oltre il congedo parentale, cioè se uno fa la maternità obbligatoria e la facoltativa e poi mette il piccolo al nido, allora può chiedere il contributo asilo, che è quello di quest'anno. Allora, vediamo chi c'è al telefono, perché credo che ci sia una domanda. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa, parlo a nome di mia nuora perché mi interessano queste cose e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Ecco, volevo chiedere questo, mia nuora già usufruisce del bonus bebè in base al reddito che è al di sotto dei 25.000 euro. Volevo chiedere un'altra cosa, che a settembre mia nuora, che l'ha già iscritto all'asilo nido, se, come ho sentito il 17 di luglio, apriranno per fare delle domande in via telematica, può usufruire del bonus nido? Una tantum per il premio, come si chiama? Non lo so, mia nuora dopo che da 1° gennaio percepisce il bonus bebè, non so se ho capito. Dal dicembre 2016 e dopo, per motivi tecnici, gli hanno dato i 3 mesi di arretrati, adesso ogni mese percepisce gli 80 euro di bonus bebè.
voleva sapere, ecco, questo... Va bene, è chiaro. Allora, se è nato dicembre 2016, se rientra. Ora le diamo la risposta, grazie. No, perché il bonus una tantum era da 1° gennaio, abbiamo detto. Assolutamente compatibili, quindi la signora può prendere sia il bonus bebè, continuarlo a prendere fino ai 3 anni, sempre che stia ogni anno con il reddito sotto i 25.000 euro. Potrà sicuramente far domanda anche per l'asilo nido dal 17 di luglio in poi. La condizione è che dovrà già preiscrivere il bambino all'asilo nido e pagare almeno una mensilità. L'INPS vuole questo, cioè vuole che sia allegata alla domanda la ricevuta, la fattura con le specifiche che diceva Elisa prima e l'iscrizione al nido. E tranquillamente potrà far domanda. Quindi per a ottobre accedere. È bene che venga da noi. Direi anche già a luglio far la domanda, proprio perché dicevamo che c'è un tetto massimo di 144 milioni. E parte dal 17 luglio. Esatto, per finanziare il 2017, per finanziare tutto il 2017. Quindi se una persona ha intenzione di iscrivere il bambino al nido, e di norma lo fanno appunto mesi prima, nell'annualità 2017-2018, nell'anno scolastico prossimo, tranquillamente venga già a luglio a far domanda, altrimenti rischia di rimanere fuori dal paniere dei soldi, perché nonostante abbia le quindi la fattura la porta successivamente? No, perché di solito quando ci si iscrive è ben probabile che il nido chieda almeno l'anticipo di una rata e quindi porta la fattura della rata già pagata. E sempre appunto l'iscrizione, la rata e il famoso SR 163 per certificare il proprio IBAN per ricevere i soldi. Quindi nel caso specifico fosse nato anche a gennaio invece che a dicembre, oltre alle due cose avrebbe potuto avere anche l'una tantum di 800 euro che ho imparato oggi, appunto esiste. Quindi ottima occasione. C'è l'ultima pubblicità, ragazzi, la mandiamo subito così poi facciamo un quarto d'ora ancora insieme ai nostri ospiti. A tra poco. Sì? Vabbè. Curiosità, adesso cerchiamo di capire tutte queste cose, ora vi diciamo di che cosa stavamo parlando. Allora, no, possiamo dirlo subito, per i papà? Beh, i papà, allora come dicevamo prima, il bonus bebè... stanno messi male, ho già capito, è inutile, va bene, Silvia, grazie. Allora, facciamo un po' di ordine. Il premio alla nascita è per le donne, mamme, ok, quindi i papà sono esclusi. Invece il bonus bebè può essere richiesto da uno dei due genitori, quindi o la mamma o il papà alternativamente, o uno o l'altro, non può essere richiesto 2 volte. Stessa cosa, i bonus per gli asili nido possono essere richiesti... Quando nasce il pupo quanti giorni hanno di congedo obbligatorio? Hanno 2 giorni. Papà. 2 giorni? Sì, hanno solo 2 giorni. Invece le donne, ricordiamo, ne hanno 5 mesi, 2 prima e 3 dopo, o 1 mese prima e 4 dopo. Ed è obbligatorio. Esatto, sì. Obbligatorio. Le donne si possono addirittura averne qualcuno in più se fanno un lavoro particolarmente gravoso prima della nascita, oppure se hanno dei problemi di salute. Allora in quel caso il ginecologo stabilisce che possono stare a casa, quindi attraverso l'ASL fanno domanda e quindi possono rimanere a casa prima, appunto per motivi sanitari o di lavoro gravoso. A volte per certe tipologie di lavoro è previsto anche un'astensione successiva all'obbligatoria, deve essere però stabilita dalla direzione territoriale del lavoro e sono altri 4 mesi di obbligatoria che per alcune mansioni vengono riconosciute. Bene. Elisa, dunque cosa c'è? Il congedo, abbiamo detto che l'unica cosa che dobbiamo dire è il congedo parentale? Sì, facoltativo? Aggiungere quale? Chiamiamola diciamo che le mamme la chiamano facoltativa, noi pure, per cui un po' così. In realtà sarebbe il congedo parentale. Parentale. Sì, che è quello a cui accennavamo prima per avere il voucher babysitting o asilo nido a cui si doveva rinunciare, che in sostanza sono 6 mesi. In realtà è un po' più complessa anche questa, perché sarebbero complessivamente 11 mesi, però al massimo 6 mesi a genitore, quindi uno ne prende 6 e l'altro 5,
come... Cioè, cosa vuol dire? Che si sta a casa, questo è il concetto, si sta a casa 6 mesi, cosa intendi? Intanto è no? un congedo facoltativo. Nessuno è obbligato a prenderlo, è per i genitori, o mamma o il papà, in totale sono 10 mesi. Un genitore può arrivare a fare 6 mesi, però in questo caso se il papà ne fa almeno 3 ne vince uno in più, quindi diventano 11. Ecco, è in questo caso che il papà è agevolato rispetto alla madre. La madre ne può fare quindi massimo 6, il papà potrebbe farne 7. No, ma se è 11, 5. No, sì, 11, se la mamma non fa i suoi, se la mamma non fa i suoi, il papà potrebbe farne 7. Ho capito. Lì però chiaramente... Massimo 11. Massimo, però tra i genitori sono 11. Però non viene tanto utilizzato agli uomini, è vero? Non tantissimo. È raro. Non tantissimo, anche se però diciamo forse siccome c'è l'usanza di prenderlo soprattutto dalle donne tutto attaccato, certo, soprattutto quando il bambino è molto molto piccolo, si pensa che sia obbligatorio far così. In realtà non lo è, nel senso che... lo puoi prendere anche staccato nel tempo, fare 2 mesi, 3 mesi? Addirittura a giorni, nel certo, senso che una persona può anche pianificare di prenderne un giorno a settimana. E in quel caso il conteggio dello stipendio come viene intaccato? Allora sì, la facoltativa prevede il pagamento del 30%, sicuro fino ai 6 anni del bambino e fino ai primi 6 mesi di facoltativa. Poi se si eccede questi 6 mesi, quindi il secondo genitore entra in gioco, fino ai 6 anni del bambino è sempre al 30%. Dai 6 agli 8 anni invece per tutti i bambini si guarda il reddito della persona richiedente, quindi o il padre, del singolo? Esatto, o il padre o la madre richiedente, se ha un reddito inferiore quell'anno di circa 16.000 euro all'anno. Quindi se ha il reddito inferiore continua a percepire il 30%. Se invece il bambino ha dagli 8 ai 12 anni, che è la novità che c'è dal 2015 in poi, che è stato esteso questo beneficio anche a figli tra gli 8 e i 12 anni, non c'è il pagamento dell'indennità, però possono comunque continuare a usufruire di questo congedo. Quindi Giacomo potrebbe stare a casa fino a 5 mesi, giusto? Anche 7 se anche non la mia compagna, se la sua compagna non avesse fatto più di 5 mesi. Anche a giorni. Anche a giorni. Ma questo anche però tu. Io credo, sì, vabbè, quando mai. Praticamente però, si potrebbe anche creare una sorta di part-time esatto, verticale. È questo che stavo per dire, esatto, però che non viene mai messo in pratica, soprattutto dagli uomini. Qualcuno lo fa, qualche donna lo fa. Decidono magari... Anche perché è lungo nel tempo, cioè diciamo, può essere... Di solito lo prende i 6 mesi della mamma, se li prende tutti subito, perché comunque il piccolo a 3 mesi è difficile che proprio lo mettano all'asilo subito. E poi magari il papà nell'emergenza, nel fatto che ne so, un periodo che sanno già che il piccolo, vabbè, insomma, nelle festività che i bambini sono a casa da scuola, che c'è la difficoltà chi tiene i bambini, giustamente. Senza prendere le ferie ne hai diritto per diversi anni. Sì, però bisogna sempre fare domanda telematica. Certo, 30% però dello stipendio, va bene, anche questo. C'è anche, aggiungo piccola cosa, a proposito del part-time di prima, per collegarmi alle esigenze del signore, che la norma ha cambiato anche questo, che il congedo parentale può essere chiesto in part-time in sostanza, cioè la metà dell'orario lavorato, sono 180 giorni, quanti sono 180? 6 mesi, no? 6 mesi mettiamo. Prendendolo a metà, quindi con una giornata ne fai 2, 180 per 2, e che comporta lo stare a casa a metà dell'orario di lavoro, quindi fai la mezza giornata, in sostanza si traduce in un part-time. Oltretutto, prendendolo in questo modo qui, vengono tolti i sabati, domeniche, i riposi eventuali, se non sono sabati e domeniche ma sono riposi, mentre nel congedo preso a blocco vengono tirati dentro, cioè sono 180 giorni, punto. Ho capito, cioè, insieme con i riposi, eccetera. Ci deve essere preso orario, puoi saltarli in sostanza, quindi diventa più lungo di un anno, cioè non è il doppio di 180 ma è distribuito sui giorni effettivamente lavorati. Quando la lavoratrice è a casa, sia in maternità obbligatoria che in facoltativa, il datore di lavoro non sostiene dei costi perché l'indennità viene pagata dall'INPS
È vero che il datore di lavoro deve sostituire quella persona perché probabilmente se è assente svolge. Lo dico perché fa parte di quella cultura, no? Nel senso per cui se vai in maternità... Comunque mi costi. Certo, è chiaro che se sta a casa 5 mesi quella persona non ce l'hai in ufficio, non ce l'hai... Però insomma è anche prevedibile la sua sostituzione, non so come dire. Non è un fatto che la mattina ti dicono, te lo dice prima la lavoratrice. Facciamo un lavoro, probabilmente siamo tantissimi adesso in azienda e facciamo un lavoro per cui ci sono chiaramente molte donne, anche perché come dimostra oggi, insomma, meglio vedere loro in televisione che noi, e portiamo fortuna, quindi siamo pieni di bimbi, e questa è una cosa bellissima secondo me, e quindi tante nostre colleghe si sono assentate per diverso periodo, questo l'abbiamo sempre ricordato. Allora, siamo in chiusura, cosa dobbiamo dire ancora? Intanto di dopodomani, quindi partenza domani per i pensionati, esatto, e alla mezzanotte tra venerdì e sabato per gli altri pullman, giusto per Noi Roma? partiamo con 14 pullman, adesso stiamo in qualche modo... Quante persone quindi? Fai 14 per 50, 700 persone, giusto? 700? Sono andato so. Secondo me Elisa, occhio, è brava nei conti, 700 persone circa, abbiamo anche molte persone che vanno giù in treno, nel senso che poi chiaramente ci siamo organizzati nelle varie modalità, la principale è appunto il pullman che parte attorno a mezzanotte nelle sedi della CGIL, quindi chi vuole partecipare è bene che ci contatti subito perché chiaramente dobbiamo organizzare i trasporti nella maniera più opportuna possibile. Il 17 a Roma per manifestare insomma contro l'atteggiamento poco rispettoso degli italiani nella reintroduzione in questa modalità dei voucher. Andava aperta una discussione con le forze sindacali, invece si è deciso di fare la furbata e reintrodurle. Io penso sia assolutamente necessario dare in qualche modo una risposta in termini di mobilitazione. Poi il problema è quello che riguarda anche le aziende, no? Abbiamo detto più volte, sottolineato qui stesso, fino a 5 dipendenti. Il provvedimento si divide in due: il voucher per le famiglie, su cui tra l'altro si potrebbe anche discutere perché la CGIL ha sempre detto che quello è un ambito su cui effettivamente si può trovare un strumento, diciamo, semplice per la regolazione dei rapporti di lavoro. Il problema è tutto l'ambito invece delle imprese, dove la normativa, a nostro parere, è sbagliata, ma è anche fumosa e poco chiara e probabilmente anche poco applicabile per certi versi. Quindi voglio dire, è anche una situazione per cui anche le stesse imprese non sono particolarmente contente. A maggior ragione, voglio dire, andrebbe riaperta la discussione. Io ricordo che il provvedimento è in queste ore in discussione in Parlamento e quindi la manifestazione serve anche per far cambiare idea al Parlamento, che facciano un passo indietro per poi magari farne due discutendo con le forze sindacali, e vuol dire non discutere solo con CGIL ma anche con Cislovil. Chi ci sarà in piazza? Tutti? In piazza ci saremo tutti, voglio dire, una manifestazione della CGIL e quindi ci sarà tutta Italia, iscritti, non iscritti, e concluderà Susanna Camusso, come è giusto che sia, insomma. E parlerai dal palco come già capitato in passato? No. Io parto col pullman, arrivo, ascolto. Tra i più giovani segretari d'Italia parlò. Quando era? L'unica fatica è il viaggio, insomma. Il viaggio è... No, lo dico, non ho nessun compito specifico, nel senso che... In quel modo. Bene, allora... Ricordo che poi è comunque divertente, cioè chi viene in manifestazione lo sa, insomma, è anche un bel momento, insomma, tra il pullman, tra il mangiare, i panini, insomma, è un momento conviviale che almeno per me è anche piacevole, perché puoi scambiare due parole con le persone, insomma. Silvia, Elisa, cosa abbiamo dimenticato? Ultima occasione? Abbiamo detto tutto? Esatto. Certo. Tanto siamo tutti i giorni lì, quindi ci trovano a Treviso in via Dandolo. Via Dandolo è non solo a Treviso, nel senso che poi abbiamo parecchie sedi sindacali, ne abbiamo 17 in provincia di Treviso, il patronato è presente pressoché dappertutto. Se non c'è il patronato c'è qualcun altro che fa, diciamo, raccoglie le informazioni e poi le orienta rispetto alle sedi più organizzate. Dicevamo prima di iniziare la trasmissione, a meno che non ci siano gli allagamenti, ma ieri lavoravate lo stesso, perché oggi abbiamo visto le fotografie, le abbiamo mostrate anche nei telegiornali ieri, insomma, di via Dandolo, una zona particolarmente bersagliata dal maltempo. Avevamo l'acqua che assieme alle mamme, assieme ai disoccupati, assieme a chi voleva fare 7.30, diciamo che la nostra sede ha voluto entrare anche l'acqua. Vorremmo che quella restasse fuori. Ma i tombini lì? No, il problema è che è venuto giù di tutto, e quindi le porte non è che sono perfettamente, diciamo, come si dice, a presa stagna. Ricordatevi, ci rivediamo giovedì prossimo insieme alla CGIL Risponde, quindi ogni giovedì a quest'ora ore 13. Grazie a Elisa e Silvia per essere state qui con noi, grazie al segretario della CGIL di Treviso
Giacomo Vendrame, che vi ricorda la manifestazione di sabato a Roma. Invece vi ricordo i nostri telegiornali a partire dalle 18:30 oggi su Antena 3 come sempre, e poi 20:10 la trasmissione di approfondimento serale sul fronte politico con Marta Marangon questa sera alle 20:10. Grazie, buona giornata.